Buongiorno e bentornati. Oggi siamo sull'altopiano dei 7 comuni e oggi percorreremo i labirinti del Brustolà. Praticamente la strada che da Gaglio va a Campomuletto, appena subito dopo il rifugio, segue le indicazioni per Montefiara, il sentiero è l'850. A un certo punto, quando vediamo questa parete rocciosa, dobbiamo portarci verso questa parete, distaccarci dal sentiero principale, andare verso la destra e seguendo appunto questi bollini blu possiamo appunto incominciare a percorrere il nostro labirinto che ci aspetta. Eccoci, questo è l'ingresso del labirinto del Brustolà, è un passaggio molto stretto, ve ne renderete conto adesso da questa clip, quindi siamo tolti lo zaino, i bollini ci sono, eccolo qui. Guardate che bellezza, non è l'unico sentiero del genere sull'altopiano di Asiago, perché c'è anche il Castellone di San Marco, sono appunto varie conformità così con questi passaggi stretti. Guardate che bellezza. Proseguiamo sempre per il labirinto, guardate che spettacolo appunto, come l'acqua aeroso è scavato. Wow, e questi passaggi, spettacolo. Allora qui è molto fresco e molto affascinante assolutamente, quindi anche vedere come l'acqua aveva modellato queste pareti. Ecco, questo è un punto a cieco perché appunto il labirinto prosegue da un'altra parte. Guardate i dettagli, stupendo. Il sentiero prosegue di qua e ci si deve arrampicare per qualche metro, quindi attenzione. Ma insomma dai, niente di che. Tutte queste rocce sono modellate dall'acqua, dall'erosione, i bollini azzurri sempre presenti, occhio qui ad attraversare che è un attimo. È tutto molto ben indicato comunque, come potete vedere. Adesso direi di qua, sì, l'intuizione è giusta. Un bellissimo percorso che vi consiglio, anche perché non c'è molto dislivello, è molto accessibile.
scendiamo ora, sempre molta attenzione perché si può scivolare un attimo. Guardate che sito straordinario, i nostri bolini blu ad accompagnarci. Guardate che bellezza queste formazioni rocciose, creano proprio questa città di roccia. Eccolo qui un altro bel passaggetto interessante. Ecco, qui stiamo uscendo dal labirinto e poi in sostanza l'anello si chiude scendendo ripidi in bosco e poi sulla destra si staccherà una strada forestale che rapidamente ci porterà al punto di partenza, quindi insomma un direttino veloce anche nella mezza giornata, poi magari con tappa a rifugio Campo Muletto per una sosta merenda o pranzo e gustandoci queste meraviglie che la natura ci ha dato. Guardate, questa è la scalinata della parte finale.